maggio l'omaggio di Red Canzian alla sua terra con il concerto gratuito a Silea, subito sold out ed arriva la truffa, chiesti sui social 1.200 euro per un biglietto, il cantante attenzione non cascateci. Venerdì l'autopsia sul corpo di Antonio Costa ucciso a Fenero, domani l'interrogatorio di garanzia del 46enne domenicano, al suo legale l'uomo ribadisce mi ha aggredito lui con un coltello. 82enne circuito dalla badante che cerca di farsi sposare, è caduto a Casale sul Sile durante il lockdown e l'imbroglio scoperto dall'allora sindaco Giuliato che sventa le nozze fasulle. Travolta e ucciso l'operaio di Veneto Strade sulla provinciale che da Castelfranco porta a Riese, condannato a 3 anni l'autotrasportatore che causò la tragedia nel febbraio del 2019. Debutto a Treviso per Bob, il primo robot cameriere, una scelta dettata dalla necessità di coprire la cronica mancanza di personale. Sport e disabilità, 176 atleti e 36 società allo stadio San Vigilio di Montebelluno e il prossimo fine settimana i campionati nazionali di atletica leggera. Conto alla rovescia per la donata degli alpini a Udine, pronti a partire anche gli alpini di Vittorio Veneto con i muli delle Salmerie ed è grande l'attesa per la sfilata che Antenna 3 trasmetterà in diretta non stop dalle 7:30 del mattino. Buonasera, ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli in primo piano, il sondaggio che vogliamo proporvi noi questa sera, quindi la politica, elezione diretta del capo dello Stato. Se siete d'accordo allora dovete comporre lo 0422 1626 691, se invece non siete d'accordo, quindi rispondete no, lo vedete in rosso, 0422 1626 690. L'esito di questo sondaggio nel corso della nostra trasmissione Ring subito dopo questa edizione del TG. Ed ora siamo alla cronaca, 1.200 euro per vedere il concerto di Red Canzian, è questa la truffa messa in atto da alcuni impostori che si sono spacciati per il famoso cantante dei Pooh. La proposta è quella di acquistare la tessera VIP, dove io non avrei più pagato a nessun concerto, avrei potuto vedere Red Canzian quando volevo e mi chiede 1.200 euro per avere questa tessera VIP, ovviamente. Katia è una signora disabile innamorata dei Pooh e in particolare di Red Canzian. Quando ha saputo che il suo musicista preferito si esibirà gratuitamente il 20 maggio in un concerto a Silea, si è messa sui social a cercare informazioni sull'evento, incappando in un truffatore che in Telegram si spaccia per il famoso bassista e voce dei Pooh. La storia inizia sui social quando in un commento riguardo al concerto è stata agganciata dal truffatore. Nei commenti una persona metteva di aver parlato con Red Canzian su Telegram e quindi metteva il link proprio dove andare a parlare con lui per prenotare. Dopo i primi messaggi di Katia, la truffa ha preso subito forma. Lei se n'è subito resa conto e ha segnalato il fatto alla nostra redazione. Insieme abbiamo verificato fin dove è stato capace di spingersi questo impostore. Ha risposto dopo 2 minuti. Dopo 2 minuti, velocissimo. E mi dice di cliccare sul link che mi invia per entrare in contatto con la sua direzione e ti diranno cosa fare. Il tempo di tradurre poi un altro messaggio. Dice: grazie per aver contattato Saviano, il capo del reparto tessera associativa VIP. Signora, il costo della carta è di 1.200 euro. Mi richiami subito per dirmi quanto può pagare, così le fornisco i dati del conto filiale disponibile per il pagamento. Grazie. Completamente sbalordito, Red Canzian, raggiunto a Milano, ha voluto inviarci un videomessaggio. Il mio concerto di Silea è gratis. Io non ho, perché se cliccate il link che lui vi suggerisce vi manda a Telegram. Io non ho Telegram, per cui quel Red Canzian di Telegram è un mascalzone, non sono io, è uno che si spaccia per me, per cui non cascateci, perché purtroppo io capisco che c'è gente che ha bisogno, però dai, troviamo almeno una truffa più credibile. 1.200 euro per venire a vedere il concerto di Silea, che io ho sempre detto che lo faccio gratis per fare un regalo al mio pubblico, al mio paese, alla mia terra, ma insomma... Che disgraziati, ragazzi. Mi raccomando, non cascateci.
All'appello di Red si unisce quello di Rossella Cendron, sindaco di Silea. Ricordo che appunto nel giro di 4 ore 3.500 posti sono andati completamente bruciati, possiamo dirlo, e quindi attenzione alle truffe. Il concerto è gratuito, non credete a nessun'altra versione rispetto a questa. È in corso da parte del medico legale Alberto Furlaneto l'autopsia sui corpi dei due coniugi Lino Pestrin e Rosanna Trento, freddati a colpi di pistola nella loro casa di via Monsignor Breda a Paese mercoledì scorso. A sparare il fratello di lui, Massimo Pestrin, 51 anni, che è esploso almeno 14 colpi della sua Glock 9 mm, una decina quelli che hanno raggiunto i due coniugi che avevano appena finito di pranzare e stavano aspettando di bere il caffè nella cucina della loro abitazione. Intanto la Procura di Treviso ha disposto la perizia psichiatrica su Massimo Pestrin, dal momento che il movente dell'omicidio, ha spiegato ieri il procuratore Martani, è di tipo paranoide. Pestrin ha infatti detto di aver agito perché si sarebbe sentito vittima di un complotto. Una badante ha cercato di sposare un anziano di 82 di Casale sul Sile per cercare di ottenere in eredità pensione e abitazione. Accusata di circonvenzione di incapace, è ora ricercata. Accusata di aver approfittato delle condizioni di inferiorità psichica di un anziano di 82 anni a cui stava prestando servizio come badante, una donna serba che durante il lockdown aveva 60 anni dovrà rispondere in tribunale del reato di circonvenzione di incapace. Tra il mese di ottobre e quello di novembre del 2020 la badante ha tentato di convincere l'82enne Mario Franzin, deceduto dopo pochi mesi, a sposarla. Il matrimonio con l'anziano, completamente affetto da un decadimento cognitivo dovuto ad un ictus ischemico, era stato annullato da Stefano Giuliato, all'epoca amministratore di sostegno dell'anziano, nonché sindaco di Casale sul Sile. La casa di proprietà e una buona pensione era una opportunità da non lasciarsi sfuggire, ha detto l'ex sindaco. Il fatto che ci ha fatto allarmare è stato il momento in cui l'ufficio demografici ci comunicò che Franzin Mario si era recato presso gli uffici per fare delle pubblicazioni in quanto voleva sposarsi con la badante. Lì è scattato un campanello d'allarme, ci siamo subito attivati, ho sentito anche il figlio in Germania e ho proceduto recandomi dai carabinieri alla stazione di Casale, facendo chiaramente conoscere loro questa intenzione del Mario. Una volta informata l'autorità giudiziaria su quello che stava accadendo, la donna era stata allontanata dalla casa di Franzin. Nel frattempo l'ex badante si è resa irreperibile. L'autorità giudiziaria ha perciò avviato le pratiche per la ricerca. Se non si troverà in tempi brevi, per effetto della riforma Cartabia, il procedimento potrebbe venire archiviato. Travolse e uccise un operaio di Veneto Strade, Alessandro Farronato, 45 anni, di Mussolente nel Vicentino, mentre stava lavorando lungo la provinciale che da Castelfranco porta a Riese. Condannato questa mattina a 3 anni di reclusione l'autotrasportatore che causò la tragedia il 4 febbraio del 2019. Uno schianto violentissimo, il camion che finisce contro il furgone di Veneto Strade e lo trascina per 100 metri, sotto il corpo di Alessandro Farronato, 45 anni, di Mussolente. L'uomo stava lavorando assieme ad un collega per sistemare delle protezioni stradali. L'autotrasportatore di Ravenna di 50 anni non ha visto la segnaletica posizionata ed ha travolto ed ucciso l'operaio. Il mezzo pesante viaggiava a 84 km all'ora in un tratto il cui limite era di 70. Nulla da fare per il 45enne schiacciato tra il camion ed il furgone. L'autotrasportatore in tribunale a Treviso è stato condannato a 3 anni di reclusione. La tragedia era avvenuta lungo la strada provinciale che da Castelfranco porta a Resana. Il 50enne, fra l'altro, era risultato positivo ai test sull'uso di droga. Ma a scagionarlo, proprio il medico del pronto soccorso è intervenuto sul luogo della tragedia, che aveva riferito che l'autotrasportatore non avrebbe avuto nessuno dei sintomi tipici del consumo recente di stupefacenti. Per questo reato l'uomo è stato assolto.
Attimi di paura questa mattina poco dopo le 10:30 a Montebelluna, quando in via Feltrina Nord un'auto è uscita autonomamente di strada, a bordo una mamma con il figlio di 15 mesi. Subito sono stati chiamati soccorsi, mamma e bimbo sono stati estratti dai sanitari del 118 e portati all'ospedale di Montebelluna, per entrambi ferite di medio gravità e tanta paura. E spettacolare incidente ancora questa mattina sulla superstrada pedemontana veneta in direzione Vicenza, all'altezza di Riese Pio X. Un autotreno si è rovesciato sulla carreggiata perdendo il carico di materiale ferroso che trasportava. Il conducente è rimasto ferito, soccorso, è stato trasportato con l'elicottero all'ospedale di Treviso. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, i vigili del fuoco di Castelfranco, la polizia. La circolazione nel tratto interessato dall'incidente è stata interrotta per consentire le operazioni di soccorso ed il recupero del carico. Assolto con formula piena, Andrea Danna, presidente dell'associazione Manuela per la sicurezza stradale, accusato di guida in stato di ebbrezza, l'incidente nel 2018. Non era alla guida della sua BMW Andrea Danna quel 23 ottobre 2018, quando la sua auto finì contro un muretto a San Vendemiano. Per 5 anni il presidente Manuela Sicurezza Stradale si è battuto per dimostrare la sua innocenza. Quel giorno era stato accusato di guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti in ospedale rivelarono che nel sangue i valori erano oltre i limiti stabiliti dalla legge. Ma la guida ha sempre dichiarato non c'era lui, ma un giovane magrebino che si era allontanato dopo lo schianto. Ora è stato assolto con formula piena perché il fatto non sussiste. Il ragazzo straniero, citato 2 volte, non si è mai presentato in tribunale. Probabilmente a fronte del fatto che già i vigili del fuoco e anche un altro testimone avevano fatto presente durante il processo che il signor Danna è stato trovato nel lato passeggero subito dopo l'incidente, e quindi la presunzione effettivamente è che non stesse guidando lui, ma la persona che è stata vista allontanarsi dal veicolo, che poi si è recata in pronto soccorso. Si chiude così un incubo per Andrea Danna. Finalmente si può essere più sereno, ecco, anche perché insomma è una persona che ha sempre sostenuto appunto la tutela delle vittime della strada, e quindi diciamo che ovviamente è particolarmente interessato appunto a riabilitare la propria immagine. Andrea Danna aveva sempre sostenuto che l'auto era guidata dal giovane magrebino contro la sua volontà. Una vicenda questa tutta ancora da chiarire. Si apre un altro fronte, spiega l'avvocato. Si dovrà far luce su cosa sia effettivamente accaduto prima che Dan e lo straniero salissero in macchina insieme. Sì, ecco, diciamo che è ancora abbastanza fumoso perché purtroppo quello che è successo prima è abbastanza, non è ancora chiaro, diciamo, e quindi non posso spendere altre parole rispetto a quello che ho già detto. È stato condannato con rito abbreviato ad una pena di 2 anni e 8 mesi il cittadino marocchino di 31 anni, finito a processo con l'accusa di violenza sessuale e lesioni personali nei confronti di una ragazza italiana di 24 anni, molestata e colpita con un pugno in faccia lo scorso 24 ottobre all'esterno del pub All Saloon di Pederobba. L'uomo ha potuto beneficiare dell'attenuante della lieve entità dei fatti, il violento approccio e la successiva colluttazione tra aggressore e vittima sul retro del locale. La ragazza aveva urlato attirando l'attenzione di altri avventori che erano intervenuti costringendo il 31enne a chiudersi in bagno in attesa dell'arrivo delle forze dell'ordine. Lasciamo la cronaca, ultime prove tecniche e da domani entrerà in servizio Bob, il primo robot cameriere a Treviso, una scelta dettata dalla necessità di coprire la mancanza di personale da parte del titolare del locale. Il tuo ordine è arrivato. È nel vassoio numero 1. Ultime prove tecniche. Oggi Bob, il primo robot cameriere assunto a Treviso, ha registrato tracciato, postazioni dei tavolini ed eventuali ostacoli. Da domani è pronto per entrare in servizio. Non sostituirà un cameriere, assicura il titolare di Signore e Signori Luca Marton, primo bar ad aver scommesso sull'intelligenza artificiale, ma lo solleverà dal lavoro più faticoso aiutando i colleghi a lavorare meglio. Succede che non hai sufficiente tempo per tutti, succede che sei in una situazione di overbooking, che ti riempi
in 5 minuti passi dal vuoto al pieno e quindi hai magari 100 ordinazioni da fare in pochissimo tempo e lì è una difficoltà notevole. Un investimento da 20.000 euro. Bob ha un'autonomia di 10 ore, funziona a batteria. Andrà ad aggiungersi ai 10 dipendenti del locale, che per la stagione ne ha assunti altri 2. A dire la verità, sono 2 anni che noi facciamo fatica a reperire personale. Adesso un po' ce l'abbiamo, però l'idea è restata proprio per migliorare il servizio e la relazione tra personale e clienti. Facciamo una prova anche noi. Bob è discreto e cordiale, sicuramente destinato ad attirare l'attenzione di più di qualche avventore della piazza. I prossimi giorni il confronto con la realtà tra piccioni affamati e tavolate magari troppo improvvisate. Di fatto è il primo vero cameriere in servizio in città. Di Bob ce ne sono altri 2, ma sono inseriti in un meccanismo di servizio self-service. Bob diventa a tutti gli effetti un membro del personale. Chiamiamola piccola rivoluzione nella modalità del servizio che peraltro non vede nessun tipo di novità dai primi anni 90, quando sono usciti i software di gestione delle comande. Proprio la difficoltà a trovare personale per molti lavori è una delle conseguenze più lampanti della pandemia che ha colpito tutto il mondo. A pochi giorni dalle dichiarazioni dell'OMS che ne ha decretato la fine, la presidente provinciale Ascom Confcommercio fa un bilancio di questi 3 anni in una lettera aperta. Il senso del lavoro da casa, dello smart working, quindi è un tema che i giovani hanno fortemente vissuto e cavalcato, e anche il fatto di riappropriarsi di un'idea che la vita è una. Se c'è una cosa che il Covid ci ha insegnato, una di queste è il valore del nostro tempo, la bellezza di un incontro, le luci accese di una vetrina, le porte aperte di un bar. Dopo 3 anni resta l'eredità di uno dei periodi più difficili della nostra epoca, cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità pochi giorni fa ha impresso la parola fine. Maggio 2023, una data attesa e che abbiamo ora il dovere di ricordare, sottolinea Dania Sartorato in una lettera aperta al mondo del terziario. Quando noi ricordiamo il silenzio del lockdown, che ci ha fatto pensare a quanto valore abbia una vetrina illuminata, 2 metri di plateatico in più, una città viva dove c'è la possibilità di convivialità e di condividere gli spazi all'aperto. Ecco, tutti questi valori ce li porteremo con noi, vanno ricordati come grande valore anche del terziario che qui rappresento, e finalmente la normalizzazione anche del turismo. Luci ed ombre di un periodo difficilissimo che nostro malgrado ci ha cambiato. Abbiamo lavorato con il metro, il gel, le mascherine, i cartelli e spesso con la paura di non farcela, ma oggi siamo qui, conclude la presidente di uno dei settori trainanti per la marca, divenuto suo malgrado più consapevole e, chiude Sartorato, anche più determinato. Le chiusure hanno significato anche l'indebitamento di molte aziende. La sopravvivenza stessa di talune è stata messa in discussione. Erogati prestiti per centinaia di migliaia di euro. Treviso, una delle 10 province più colpite d'Italia, e anche la prima ad essersi attivata con i comuni. Sono stati erogati cifre importanti a supporto delle imprese che hanno potuto rimanere in piedi e non hanno preso anche derive di rischio, di finanziamenti, purtroppo di casi anche di finanziamenti non corretti. Ed ora ci fermiamo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio. Treviso è una città sicura o no? È uno dei temi affrontati nel corso del dibattito fra i 5 candidati alla carica di sindaco ieri sera nello studio di Ring con il vice direttore Ferdinando Avarino. C'è un problema di sicurezza a Treviso? Se sì, perché e in cosa? Certo che c'è un problema di sicurezza, c'è spaccio a cielo aperto, ci sono furti in grande frequenza, ci sono percezioni di pericolo nell'andare in centro il sabato pomeriggio, per cui molti non ci vanno,
e nei quartieri, in certe situazioni, in certe aree, la situazione è veramente preoccupante. In occasione del primo dibattito tra sindaci, il tema sulla sicurezza non c'era. Adesso probabilmente è arrivata qualche sollecitazione degli esperti della comunicazione, ma insomma sono strategie che lascio. Ma vi faccio dibattere, ma non c'è da dibattere. Allora, i dati ufficiali della prefettura, non del sindaco, della prefettura e della questura, dicono che Treviso resta saldamente tra le città più sicure d'Italia. Quello che emerge come primo problema è quello dell'insicurezza e del degrado. Quindi Conte può raccontare quello che vuole, io non faccio altro che riportare il feeling che si ottiene parlando con la gente. È vero che il sindaco Conte 5 anni fa ha vinto in qualche modo anche cavalcando una percezione di insicurezza che c'era in città. Io oggi non voglio fare la stessa cosa, io voglio provare a lavorare coi dati. Allora, rispetto alla sicurezza, vedo, non so come dire, due temi, cioè non voglio parlare di percezione, vedo due temi. Un tema nei quartieri che non va a essere un tema di percezione, è un tema di piccoli interventi. C'è un tema di sicurezza che a volte, per esempio, anche in questi quartieri è legato all'insicurezza legata alla velocità delle auto. In centro città c'è una latente percezione di insicurezza, mentre nei quartieri il discorso è ben diverso e c'è un degrado e un'insicurezza che invece è marcatamente si misura e si percepisce marcatamente andando nelle piazze a parlare con le persone. A cosa è dovuto? Secondo me è dovuto a un progressivo non governo dell'integrazione in città. Bisogna distinguere la criminalità, insicurezza in termini di criminalità e sicurezza in termini di disagio, soprattutto giovanile, naturalmente. In termini di criminalità chiaramente è compito della questura dei carabinieri. In termini di disagio è compito del comune e dell'ULSS, e questo come istituzioni. Ma io vorrei aprire un attimino il campo del volontariato. Nella campagna elettorale a Treviso entra la questione della riqualificazione dell'area della stazione dei treni, critiche da parte dell'area di centro-sinistra. L'amministrazione, un errore non pensare al sottopassaggio ciclabile all'intero quartiere di San Zeno. Le parole di Pelloni. Dal momento che si è deciso di di sedersi attorno al tavolo per spendere 10 milioni di euro sulla stazione dei treni, 8 milioni della RFI e 2 milioni del comune, è chiaro che si poteva pensare a un intervento che servisse a tutto il quartiere, non solo al centro storico. Un grave errore per Stefano Pelloni non pensare al sottopassaggio ciclabile all'interno del protocollo d'intesa con RFI sulla ristrutturazione della stazione. Un passaggio che collega il binario 1 al binario 9, realizzato per la costruzione degli ascensori per rendere accessibili i binari alle persone diversamente abili o in difficoltà. Sconosciuta la maggioranza dei trevigiani, mancherebbero solo le rampe per uscire verso il centro e la chiesa di San Zeno, per poter essere percorribile senza nessuna barriera architettonica. Un collegamento che potrebbe far evitare il pericoloso cavalcavia a pedoni e ciclisti. Nell'intervento di riqualificazione della stazione non è previsto alcuna risorsa per tutto il quartiere di San Zeno, quindi si deve sapere che c'è un accesso che non è l'accesso secondario, l'accesso dietro alla stazione, è la porta d'accesso ad esempio dall'aeroporto, da tutti i quartieri sud che sono molto popolati, ecco, dalla Chirada ad esempio, quindi è un accesso anche turistico, è un modo di presentarsi della città dal terraglio e è un quartiere completamente dimenticato nell'intervento di riqualificazione della stazione. Su questo io penso che l'attenzione dell'amministrazione sul tema dei quartieri si misuri appunto nei soldi che sono stati impegnati, cioè zero. Il tema sicurezza in città divide le forze politiche tra chi lo ritiene prioritario e chi pensa invece che in realtà a Treviso il problema non sussista, come da Davide Acampora della lista Con Te. Treviso è una città sicura, è una città, è ancora una bomboniera, è una città in cui si può vivere tranquillamente. Ci sono due tipi di problemi da distinguere. Il problema è della percezione della sicurezza, naturalmente, che quella è un'altra cosa. E quindi in una città che ci vede comunque nei dati della prefettura come la provincia e come la città più sicura, una delle città più sicure d'Italia,
il tema invece della percezione è un pochino diverso. Mi viene in mente per esempio quell'episodio dell'omicidio di Fiera che c'è stato qualche mese fa. Ecco, quell'omicidio è spiacevole, è stato comunque un episodio che ha minato un po' la percezione della sicurezza, che poi non è la sicurezza della città di tutti i giorni, è un episodio isolato in un quartiere dove per 50 anni non è mai accaduto nulla e che comunque in poche ore è stato trovato responsabile, con tutte le storie che ci vanno dietro, di una comunità insomma straniera che aveva un regolamento di conti, quindi e si è chiuso il cerchio. Cioè sono piccoli episodi sporadici, capitano un po' dappertutto. E poi c'è la sicurezza del sabato pomeriggio, della quale vanno trovate le cause sociali e diciamo che prescindono un po' dal sindaco di turno, ecco, dove bisogna agire un po' con la repressione, e concludo, e un po' anche agendo sulle scuole e sulle famiglie. E continuiamo a parlare della campagna elettorale a Treviso per le comunali. Tiene banco il tema aeroporto insieme alla gestione dei flussi turistici, infrastruttura di cui valorizzare l'apporto positivo all'economia cittadina, dice Fabio Pezzato di Azione Italia Viva e Futura, mitigando però gli impatti sulla viabilità. Da una parte bisogna valorizzare questa infrastruttura, anche perché se dopo qualcuno mi dice guarda togliamolo, bene, vuol dire che tu hai deciso scientemente di dire benissimo, mettiamoci una X sul turismo che in questo momento sta portando, pensa, ecco, un grosso valore aggiunto alla nostra città. Dall'altra però ecco, c'è un master plan che ha stabilito dei vincoli. Ecco, io penso che una valorizzazione dell'aeroporto e questa infrastruttura secondo i limiti che sono stati stabiliti, perché vanno a conciliare anche quelle che sono le esigenze che le abbiamo ritrovate, che sono ritrovate all'interno del master plan, penso sia una cosa fattibile. Io però ecco, lancio anche una provocazione anche al collega Acampora. Allora, io mi auguro che la prossima amministrazione, ecco, speriamo appunto che ci sia un'amministrazione Rocco che possa appunto gestire la cosa, ma qualunque sindaco sarà, che si impegni ad attivare quanto prima tutta la gestione della viabilità che c'è attorno all'aeroporto. Vi dico, io lavoro lì vicino, vedo ogni mattina, ogni giorno, ecco, le problematiche. Francamente, se vogliamo trovare una struttura, che ci sia un bel biglietto da visita di questa infrastruttura che è l'aeroporto, francamente vedere delle persone, dei turisti coi trolley alla rotonda che entrano in aeroporto, ecco, oggi secondo me non è più ammissibile. Di aeroporto e gestione dei flussi turistici parla con toni molto critici Stefano Mandelli di Unione Popolare Lista, che sostiene il candidato sindaco Maurizio Mestriner. L'aeroporto di Canova non è compatibile con la qualità di vita dei residenti e l'obiettivo di un'amministrazione comunale è tutelare la qualità di vita dei residenti. Punto. I movimenti annui attuali sono già fonte di forti disagi, quindi mi stupisco anzi che si parla di aerei che fanno meno rumore e inquinano di meno, ma si aumenta il flusso dei turisti. Cioè, le due cose evidentemente sono in contraddizione. Cioè, parliamoci chiaro, meno rumore c'è se ci sono meno voli, al di là dei nuovi apparecchi, perché dopo le due cose vanno a bilanciarsi. Cioè, io penso, e sarò brevissimo, che l'amministrazione comunale abbia fatto dei grossi errori perché non si è mai voluta sedere insieme ai comitati che conoscono e che vivono in prossimità dell'aeroporto di Canova, e mi auguro che si aprirà un dialogo, perché la principale obiettivo di un'amministrazione comunale è la tutela della qualità di vita dei propri residenti. Lasciamo la politica. Inaugurate questa mattina 3 nuove sale recuperate all'interno dell'ex casa di riposo Umberto I.
3 sale al piano terra che affacciano sul chiostro cinquecentesco, quelle restaurate grazie al progetto di restituzione al territorio di edifici e luoghi storici avviato con il Giardino dei Grani nel settembre 2020, spazio verde aperto al pubblico su cui affacciano le residenze co-housing di Isra, Casa Maria Maddalena, Casa Mazzini e Casa del Grano. Sono 3 nuove sale di questo istituto ma date alla collettività trevigiana. La sala di Grani sarà una sala convegno. Poi abbiamo la sala che noi chiamiamo Agorà, che dovrebbe diventare un punto informativo per gli anziani, sia per fare la domanda per l'assistenza a domicilio, ma anche per un invecchiamento attivo. Dovrebbero avere tutte le informazioni in questa sala e auspichiamo che altre istituzioni e il volontariato si affianchi a noi per far sì che questo punto di formazione si arricchisca sempre di più. L'ultima sala è la sala opificio, che è una sala laboratorio multifunzionale che servirà sia per i nostri residenti che sono qui in co-housing, ma anche aperta a tutti i cittadini. Non solo nuovi spazi, dunque, ma un'estensione del progetto di co-housing di Isra che verranno messi a disposizione degli anziani grazie al recupero complessivo del convento, da cui verranno ricavati 14 appartamenti. Un investimento di circa 5 milioni di euro. A queste residenze ne saranno aggiunte altre 23 grazie ai fondi derivanti dal PNRR. Siamo soddisfatti dei servizi che ci danno e di tutto quanto abbiamo qua alla Isra. E del bell'appartamentino che abbiamo, piccolino ma per noi 2 anziani è bellissimo e stiamo bene. Piccolino, piccolino, guarda. Adatti alla nostra età. Abbiamo io quasi 88 e mio marito quasi 87, quindi 58 anni di matrimonio, siamo ancora qua tutte e 2. Conto alla rovescia per l'adunata degli alpini a Udine, pronti a partire anche gli alpini di Vittorio Veneto con i muli delle Salmerie. Siamo pronti per questa 94esima adunata, programmata in tutti i suoi dettagli, nei minimi particolari, e ci mettiamo in viaggio, anzi qualcuno è già in viaggio, io lo sarò giovedì prossimo mattina e partiranno anche insieme le reparto Salmerie. Conto alla rovescia in vista della 94esima adunata degli alpini a Udine. I primi gruppi sono già partiti, gli altri lo faranno nei prossimi giorni. Giovedì sarà la volta delle penne nere della sezione ANA di Vittorio Veneto, famosa per le Salmerie, unico reparto ufficiale che dopo la scomparsa di Iroso, l'ultimo mulo ad aver fatto la carriera militare, si sono riformate e sfileranno con finimenti e bardature originali a Udine. Anche quest'anno saranno a Udine, sfileranno sempre in fondo alla nostra sezione, facendo bella figura e dando soddisfazione. Il viaggio verso Udine degli alpini di Vittorio Veneto sarà contrassegnato dalla volontà di trasmettere ai giovani i valori degli alpini. Noi siamo orgogliosi di questo nostro reparto che tra l'altro sia nei finimenti che nell'abbigliamento eccetera è storico, perché porta proprio il materiale originario e ci proponiamo anche per tramandare questa tradizione le gesta eroiche di quello che è stato appunto una componente e ci proponiamo proprio anche come forma di educazione, forma anche di cultura presso anche le scolaresche, quando siamo ben accetti e invitati, tanto è vero che il nostro percorso durerà 4 giorni di avvicinamento, fermandoci nei paesi che precedono Udine, accolti dai gruppi locali, alla presenza delle scolaresche. E dunque l'avete sentito, si avvicina la 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine. In questi giorni vi racconteremo dunque la partenza delle penne nere verso la 3 giorni di feste. Domenica, nel giorno della grande sfilata delle penne nere, come sempre Antenna 3 vi racconterà in diretta l'emozione della giornata clou dell'evento, una maratona non stop dalle 7:30 del mattino fino a sera per vivere con voi momento dopo momento la festa alpina. Come sempre avrete la possibilità di mandare i vostri messaggi al 351 1755 340. Appuntamento dunque per domenica mattina dalle 7:30. Ed ora siamo alla nostra pagina da Belluno e provincia.
La cronaca in primo piano, domani l'interrogatorio di garanzia del 46enne dominicano in stato di fermo per l'omicidio di Antonio Costa, ucciso sabato notte a Fener. Venerdì ci sarà l'autopsia sul corpo della vittima. Questa mattina intanto il sudamericano ha incontrato il suo legale. Domani nel carcere di Belluno l'interrogatorio di garanzia di Pedro Livert Dominguez, il 46enne dominicano in stato di fermo con l'accusa di aver ucciso Antonio Costa, il 53enne residente ad Alano di Piave, colpito da una coltellata sabato notte dopo aver partecipato ad una festa al bar della stazione ferroviaria di Alano Fener. Stamattina il sudamericano ha incontrato il suo legale. L'ho trovato provato ma deciso a ribadire la sua versione dell'accaduto, dice l'avvocato Giorgio Gasperin. Dominguez, come già dichiarato ieri rispondendo alle domande del PM, ha ribadito anche oggi al legale di avere reagito ad un'aggressione da parte di Costa. Tutto sarebbe scaturito, secondo la versione del dominicano, da un presunto comportamento molesto di Costa nei confronti di una ragazza fidanzata del figlio di un amico di Dominguez. Di qui la lite iniziata nel locale dove era in corso una festa con balli e musica latinoamericana e poi finita all'esterno nel più tragico dei modi. Costa avrebbe estratto un coltello, Dominguez l'avrebbe disarmato e nel corso della colluttazione sarebbe partito il fendente che ha colpito il 53enne al petto, uccidendolo in breve tempo. Venerdì verrà eseguita l'autopsia sul corpo della vittima, esame dal quale si attendono riscontri che possano chiarire la dinamica dell'accaduto. Altri accertamenti saranno eseguiti sull'arma del delitto. In particolare saranno eseguite verifiche dattiloscopiche per il confronto delle impronte digitali della vittima e del fermato. In queste ore gli inquirenti stanno valutando la posizione anche di un'altra persona coinvolta nella lite, che si è conclusa con l'uccisione di Costa. Ed ora andiamo invece a Ponte nelle Alpi, dove nella giornata di ieri si sono registrati grossi disagi alla viabilità per una preoccupante fuga di gas. Una nube tremenda, io penso che però sia stata più i vapori dell'acqua che mettevano per raffreddare, in poche parole, dell'uscita di questo gas. Poi hanno tolto la luce dopo un po' che lavoravano. Per me stava benissimo che avessero tolto la corrente, sapendo cosa che poteva succedere. Io la mia paura era quando che la dovevano riallacciare. 3 ore di chiusura con interdizione totale alla circolazione. È accaduto ieri attorno alle 16:30 lungo la statale 51 di Alemagna nel tratto di Viale Cadore a Ponte nelle Alpi. A causare il disagio una fuga di gas GPL da un deposito della Beifin, originata da una perdita di un'autocisterna durante il rifornimento di un serbatoio. Immediato e tempestivo l'intervento dei vigili del fuoco con il coordinamento del Dipartimento regionale della Protezione Civile, che si sono recati sul posto con 2 autobotti, il carro aria, 3 mezzi di volontari e più di 20 operatori. L'efficienza dalla parte dei pompieri è stata il massimo, questo possiamo dire è il massimo. Grossi disagi sul fronte della viabilità, con il traffico rimasto congestionato per più di 3 ore, nonostante gli sforzi di polizia stradale e carabinieri di far confluire le autovetture su strade secondarie. A scopo precauzionale, durante tutto l'arco delle operazioni di messa in sicurezza, l'azienda è stata evacuata ed è stata sospesa la fornitura di elettricità a tutto l'abitato circostante, oltre al blocco dei treni diretti verso Calalzo. L'allarme è infine rientrato attorno alle 19:30 e il traffico è potuto riprendere regolarmente. E ora la politica con le elezioni amministrative. Sono 4 i comuni in provincia di Belluno che andranno al voto i prossimi 14 e 15 maggio, tutti in corsa contro il commissariamento. A Pieve di Cadore a candidarsi per il centro-sinistra è l'avvocata Cindy Manusci. Non è semplice con questo nome, io dico spesso esotico, no? Presentarsi a 30 anni alle elezioni a sindaco di Pieve di Cadore. 31 anni il prossimo luglio, avvocata civilista con studio a Belluno e capofila della lista civica Pieve Futura, Cindy Manusci è l'unica candidata per le elezioni del 14 e 15 maggio a Pieve di Cadore. C'è entusiasmo per far ripartire il paese del Tiziano, colpito pesantemente da 3 anni di pandemia. Pieve Futura vuole guardare al futuro senza però
come dire, la pretesa di voler essere necessariamente migliori soltanto in quanto giovani. Infatti c'è una forte componente della lista anche con una grossa esperienza, un grosso bagaglio sia dal punto di vista professionale ma anche amministrativo. A supportarla una squadra di giovani e di vecchie conoscenze della politica cadorina. Il programma della candidata Manusci punta al rilancio della qualità dei servizi, ma strizza anche l'occhio alle attività produttive e ai liberi professionisti. Siamo partiti dai bisogni più elementari della persona e del paese. Per quanto riguarda invece la sfera più produttiva ed economica, la cosa più opportuna sarebbe stilare un vero e proprio protocollo da condividere con le attività produttive presenti nel territorio di Pieve al fine di renderle più partecipi. Dopo la defezione di Pierluigi Svalutoferro, gli elettori di Pieve di Cadore troveranno al seggio un'unica lista e per Manusci la sfida da vincere sarà quella del quorum. Sarebbe davvero un dispiacere, anche un po' un colpo al nostro orgoglio, se dovessimo metterci nelle condizioni di farci governare da altri, provando di non essere di fatto capaci noi stessi di scegliere andando alle urne e decidendo le nostre sorti. E questa era la nostra ultima notizia, vi lascio ovviamente alle nostre previsioni del tempo. Grazie davvero per averci seguito, buona serata. Entra nel mondo Lolato. Da oltre 40 anni un team di professionisti per migliorare la qualità della tua vita. Centro del piede con servizi di podologia, laboratorio per la produzione di plantari e calzature su misura. Benvenuti al meteo. Nessuna rimonta dell'alta pressione, l'atmosfera resta instabile e le temperature saranno altalenanti, ma comunque intorno alle medie. Vediamo intanto il dettaglio di mercoledì 10 maggio. Sul Veneto tempo spiccatamente variabile sin dal mattino con cielo molto nuvoloso e con precipitazioni diffuse, anche moderate. Limite della neve in abbassamento fino a 1800-1900 metri. Temperature in calo anche sensibile, minime tra 8 e 13 gradi, massime tra i 13 e i 16 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia e Giulia, anche in questo caso condizioni perturbate con cielo coperto e con piogge diffuse a tratti abbondanti. Temperature minime sui 12-13 gradi, massime intorno ai 15-16 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove avremo ben poche novità. Il tempo risulterà piovoso con rovesci, a tratti anche forti. Temperature minime intorno agli 11-12 gradi, massime sui 17 all'incirca. Dal meteo per ora è tutto, vi auguro come sempre un buon proseguimento in nostra compagnia. Busti, tutori e protesi di arto personalizzati. Ortopedia e sanitaria Lolato. A Treviso e Montebelluna. Lolato, soluzioni per star bene.